formazione in questa stagione 2013 ha assunto il comando della fantastica il Toro, da un grande duratore si formerà in questo rombo che sarà dritto verso il centro della display line, potremo scoprire i 3 giorni ma sembra che si e allora iniziamo per questo rombo, il capo formazione del capitano Mirko Cappelli, incastrato al centro il capitano Marco Capitelli, chiude la coda del rombo il nostro solista. Pronti per l'apertura, 3 chilometri di pista. Allora macchina fotografiche pronte lo farà a modo suo, ancora una volta 650 km/h. Per noi una manovra da fare 2 vero rovescio, 3 e 4. Era un tornò in 4 tempi. Tornò dell'aeroplano singolo viene effettuato così sull'asse longitudinale, ma tornò è anche una parola francese. Marina, o forse allora il capo formazione tutto la destra, quasi un moto spalle col suo campo, il suo aeroplano nell'interno di questa divertenza forte. Per noi 750 metri in vuoto. Arriva ancora una volta il per noi ospiti ai 7 km/h. MB 339 delle frecce tricolori, un grande amministratore, eccolo qui, uno bianco e uno rovescio. Con no, centro della display line e ancora buono rovescio. Noi cominciamo a presentarci manogevolmente questo amministratore italiano. Solista a sinistra, formazione a sinistra. Questa è la voce del capo formazione. Colorati, via. Perfetta con 9-4. Fermo, via. Fermo. La manovra di suoi legati due sezioni ancora separate che si staccano una dall'altra 9 km regionale. Questo è l'Apollo 313 delle frecce tricolori Apollo, il ricordo di tutte le missioni lunari 313, ve lo ricordiamo, è il numero ufficiale delle frecce tricolori 313 bellissimo acrobatico, 8 puntate a sinistra, lui ancora una volta il solista, 3 km di pista impegnati a modo suo, con questo MB 39 vai, 1 numero 3 sul centro della display line, 4 e 5 tornò sull'asse 11 secondi oltre 700 km/h per percorrere questi lunghi 3 km di pista disegniamo su questo incantevole mare di questa meravigliosa città. Bari, oggi e a voi tutti i bariati e a tutti gli amici qui pugliesi che sono venuti a vedere tutti i colori, vogliamo davvero regalare in onore di San Nicola che festeggiate così ogni anno l'8 maggio il simbolo della passione delle frecce tricolori.
la manovra giovane del dottore acrobatico delle frecce tricolori. Per qualche istante la vedrete lì sul centro della display line, le posizioni direttamente vanno a incrociarsi agli ordini del capo formazione blu bianco. E allora, signore e signori, non ci sono tante parole per raccontarvelo, questo è il grande bellissimo flore delle frecce tricolori. È tutto dalla vostra destra direzione a sottolineare la grande professionalità dei nostri uomini e donne dell'aeronautica militare. Non ovviamente con questo meraviglioso flore bianco dove vogliono salutarlo con il loro della nostra grande bandiera. Allora, macchina fotografiche pronte, 3, 2, 1, ora! Lavoro integrale del volo acrobatico delle frecce tricolori, c'è un attimo da perdere perché mentre le due sezioni si inseguono verso il destro, intanto ancora una volta sarà uno spot da Fumi solista, eccolo il colonnino bianco di volo piano a finalmente poi chiude questa gigantesca tirata sniper positiva. Scusate, più di 10 secondi, 7,5 G, poi tutto sull'aeroplano senza oltre 7 per il peso che avrete sulla terra, lui non chiude questa gigantesca sul suo rivale, poi volo adesso e più per il fondo di inverno, un lato negativo dai 7,5 G positivi ma oltre 3 negativi. Differenza in valore assoluto oltre 10 G. Lui si allontana quasi nascosto dal palazzo della comando scuola dell'aeronautica militare senza regione aerea, arriva in questa informazione a presentarsi 2 piloti, poi 4 che poi 5 e 5 là 3 e 2 ci cagano 4 4 e 5 4 3 avvio 594 310 nodi 94% la potenza del motore, loro erano poi 4 il capitano Mattia Bertolucci, poi 5 il capitano Giulio Chiesa, ora il preludio un'altra grande manovra. Dopo il 4 sul posto, un altro simbolo della nostra grande Italia. Italia, terra di grandi vini, la Puglia, senz'altro terra di grandissimi vini. Signore e signori, questo è il calice delle frecce tricolori. E mentre perché no, magari anche insieme, si allontana tutta la vostra sinistra, tanti a destra. Arriva ancora una volta il solista a presentarci la manovra complicata del suo repertorio, un tondo lento. Guardate la lentezza con cui esegue questa manovra, noi quasi apparenza di comando a un cavallo. Dopo un tonnò del solista, tutti a guardare in alto sopra il porto nella città di Bari, arriva un altro tonnò che è la formazione, configurazione a C29, siamo soli, quindi ne c'era ancora una volta a destra e rilascio aeroincontro, rilascio la potenza, rilascio la pressione sui comandi, la potenza del motore, così la conformazione, la indicazione i suoi precari, il volo lo ricordiamo interamente condotto a vista, loro si allontanano buttati pronti verso il centro della display line. Solista politico bianco, questa signore da tirata al naso negativa, noi letteralmente spinto fuori dall'aeroplano, per fortuna arriva del ricordo il suo capovelivolo, lo specialista che lo segue durante le trasferte, lo ha saldamente legato al suo seggiolino. Accelerazione negativa davvero irripetibile sulla terra, sensazione che è impossibile da riprodurre a punto. Questa volta occhi puntati verso il centro, finalmente oggi 8 maggio 2013 ancora una volta il tricolore. Signore e signori, con questo verde, bianco e rosso 5-3 un aeroplano, vedete quello che è vero, come delle manovre
ad aprire questo vedi come vengono di là, Giovanni, e come vengono di qua, vedi? L'abbraccio come questo i colori possono rimanere a voi per il ricordo pubblico di Ede che è venuto qui oggi a partecipare a questa manifestazione. Non c'è un istante da perdere, un solito ma solo capito nel cielo, tutta potenza per il suo NP 339 fino a quando la forza della città avrà adesso questo lunghissimo boulevard nuove edizioni questo è il capitano 4 Capodanno. Vedi questi che arrivano, una formazione dopo il a noi piace ricordare l'arco delle stelle, simbolo da sempre nella casa ospitale, allora i 2013 vogliono se n'è andato tutto di nuovo, soprattutto a tutti no, e allora un grande, grandissimo applauso ancora una volta applauso, ancora una volta il solista, presto, no, Cristo, ieri, da quanto poi, lascia ancora una volta andare dal primo piatto del suo MC 339, ma questo è uno dei pochi c'è del mondo in grado di realizzarlo, e allora salutiamo ancora una volta, questo è il Dossolo, il capitano, Fabio Capodanno. Ed è arrivato il momento di stendere ancora una volta il lunghissimo tricolore e non faremo questo momento di parole, sentiamo informazioni. Sta al nome 3. Interno. Via. Esterno. Via. Ed era la manovra del Peppe Tonnò che ci permette di presentare altri due piloti, allora iniziamo da fuori, numero 3, Cristiano Filippo Barbero, e per il presentare invece questo era il primo della manovra allora, vedi, 5, sinistra, 4, dato la mano che preferisce uno dei 5 del capo formazione, uno dei 4 colori della seconda divisione, nel frattempo preparando le macchine fotografie, loro stanno finiti verso il centro della pista in line, hanno appena invertito il polo invece dei loro aeroplani, no, niente, sulla nostra testa, proprio sopra il palazzo
Volkswagen la partita, potenza il loro motore che questa volta sembrano delle rose, cercano film, si raggruppano tutti insieme, vanno via tutti insieme, lasciando le strisce ancora una volta una botta di certezza, qualcosa strano, perché il capello è il speranza e la bicicletta di governo, continuazione da casaccio in